Il Veneto tra le macerie dell'Aquila, visita di Galan alle zone terremotate per dire grazie ai nostri volontari. Uno scoppio e poi l'incendio, giornata di paura a Riese Pio X, in fumo 20 tonnellate di magnesio. Dopo la Concia e Ferrovecchio, a Vicenza la finanza scopre un altro giro di fatture false, 20 arresti. Viaggio nel mercato ittico di Venezia, pesce da tutto il mondo e operatori al lavoro in un vecchio capannone. A Padova è inaugurato il nuovo planetario. Nell'anno di Galileo la tecnologia al servizio degli appassionati di stelle e pianeti. Buonasera a tutti e ben ritrovati con le notizie del telegiornale del Veneto. Sono già oltre 1 migliaio i volontari accorsi dalla nostra regione ad aiutare a soccorrere i terremotati dell'Abruzzo e oggi il governatore del Veneto Giancarlo Galan è stato a far loro visita. Galan è stato anche nella martoriata città dell'Aquila, è rimasto impressionato e dinanzi alla distruzione della chiesa di San Marco ha promesso un contributo proprio per la ricostruzione e il restauro di questa chiesa. E allora vediamo subito il servizio dei nostri inviati Luca Colombo e Paolo Colombatti. L'Aquila ferita è lì davanti, più giù le tende del Com4. A questa cittadella fa capo la colonna della Protezione Civile del Veneto, 250 volontari in questo momento, ma tenendo conto dei turni sono più di 1000 quelli mobilitati finora. La visita del presidente del Veneto, Giancarlo Galan, esprime riconoscenza, il loro impegno è generoso, il lavoro complesso. Sono venuto qui per imparare che cosa dobbiamo fare per essere ancora più bravi, ancora più efficienti, ancora più utili. Al centro operativo è stato affidato il territorio di 8 piccoli comuni colpiti dal terremoto, più uno spicchio del capoluogo. 23 campi accolgono più di 4.000 persone. Noi immaginiamo di dover veramente dare fondo a quelle che sono le risorse che fino ad oggi abbiamo accantonato per la protezione civile e sappiamo anche che per tutta l'estate noi saremo impegnati qui. Il freddo si fa sentire, di giorno, come vedete anche oggi, continua la perturbazione a farci lavorare nel fango. In ogni caso continuiamo a fare il nostro dovere. La delegazione regionale fa un sopralluogo nel centro dell'Aquila. L'accompagna Anna Maria Reggiani, direttrice del Ministero dei Beni Culturali per l'Abruzzo. Il Veneto vorrebbe adottare la chiesa di San Marco, contribuire al restauro, riportare la vita all'Aquila, vuol dire anche recuperarne i simboli antichi. Sulla piazza desolata del Duomo passa una donna. È la prima volta che torno nella mia città dopo la scossa. Una città fantasma, ma dobbiamo farcela. Buona giornata, riesce a dire prima di tornare alle tende. È scattato poco fa un allarme